ringraziare il loro virtuosismo. Guardate come sono piccolini e riescono comunque, vogliono riuscire in qualche modo ad arrampicarsi su questa stella. Bravissimi ragazzi, non abbiate paura, non fa niente. Però io ti giuro come mi sarebbe potuta guardare ma non lo so, però mi è sembrato che sia per me. Bravi. Sì. 3 su 3. Centrale girato, fatevi un applauso, continuate, dai, state su ancora, state su che ce la fate, state su, bravi, bravi! Vediamo se ci regalano un po' quello che sanno fare loro, poco fa siamo zitti, dai, ce l'abbiamo fatta, applausi, applausi a cielo aperta, hanno i cavalli che un po' si infastidiscono, questo è Lula. In 4 ci regalano soltanto qualche, eccolo qua, 3 e ancora più su. La legge un attimo, ponte, volante anche per loro, maglia col ponte, resisti, 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 signore e signori, Porto Maggiore, ce la facciamo, eccola lì. Ci crea una competizione tra le famiglie stesse, eccoli qua, 3 su 3, impeccabili, fino alla fine, 3 su 3. Centrali girati, guardate i ragazzini, che anche loro sono stati competitivi. Dai, ce la facciamo, forza! Sì. Oristano. Ci riesce a fare di più, 2 su 2, Maia e Filippo. Ecco che si vede la sua diretta in piedi con 2 cavalli, molto che lo tirano su, guardate signori, verticale in girato. Ed ecco qua signori, un attimino, poi le facciamo l'applauso dopo. Fabio Masia, capocorsa di quest'Ardia dei Giovani Cavalieri di Porto. La Clark ce l'abbiamo dei ragazzi, la scorta Simone Cuccolo e Pietro Angius. Piano piano perché si spaventano. E tutti gli altri cavalieri, Claudio Mura, Andrea Cogusi, Luca Pires, Aurora Cogusi, Aurora Pa. Alle loro spalle naturalmente accompagnati dai cavalieri storici della storia, buona parte dell'Italia con noi, la paglia di Oristano con Francesco Sani, Alessandro Chester e Gianfranco Melis, ancora Lula, che sono in tanti con noi stasera, Aurora, Laura, Perin, Camilla, Filippo e Lorenzo Carboni. Eccoli qua i nostri giovanissimi cavalieri dell'UES, come diceva. Sentite ragazzi, c'era una volta l'UES, a me mi viene da piangere. E qui ci sono i ragazzini cresciuti di Oristano, loro sono cresciuti. C'è anche Cipolla, guardatelo, era così piccolo quando lui faceva parte della squadra della giovane Oristano Club, allora c'era si chiamava Oristano Club Giara, è cresciuto anche lui. E ancora, ecco, abbassiamo piano piano, sentite la musica, è bella. Piccoli facevano parte della scuola equitazione della Giara Club, si chiamava allora, adesso si chiama Giara Oristanese. Ricordiamo il povero Antonio Casu che l'ha fondata e l'ha portata avanti in tutto l'Italia e buona parte dell'Europa. Oristano 2, Davide Fiore, Filippo Vini e Magliatalla. Vi ricordo che la partita di Assemini è fresca della vittoria delle gare di Abasanta a Sant'Agostino. Assemini, Norbello secondo e terzo a Basanta 3 giorni fa nella famosa gara delle pariglie di Sant'Agostino ad Abasanta. Se arrivano fin qua, sì, va bene.
Ecco, adesso possiamo applaudire, bravi i cavalieri di Nulla con Madonna Pina, accompagnata da Giovanni. E sono 3, naturalmente, con cui aprono la Sartiglia di Oristano in Via Mazzin. Signore e signori, Oristano con noi, bravi! Ma... No, c'era molto di più, ce n'era. Dopo la possiamo cambiare. Aurora Codusa, Aurora Pala, Laura Perrin, Camilla Daga, Filippo Corona, Lorenzo Carboni. Allora, adesso andiamo a capire chi sono loro. Non facciamo un errore, aspettate, fermatevi. Oristano 1. Oh, allora, Francesco Salis. Siccome sono militari, non gridi è presente. Silenzio, Francesco Salis. Presente. Alessandro Cesse, presente. Giancarlo Melisi, Aglio, no, scusa, Ciccone. E allora passiamo alla musica, i piccoli cavalieri di Oristano. Grande spettacolo qui stasera a Portomaggiore. Abbasso qui, non metti un meglio, non avevamo adesso partito. Bravi ragazze, bravissime. Dopo tanta Natale. Vai ragazzi, bravissimo. Complimenti da tutta la Sardegna. Verticale volante, signori, sì. Peccato. E ancora lei al centro di 2 cavalieri, centrale girato, classico prima di Oristano della Sartiglia. Che chiude, non poteva chiudere meglio di così. Guardate signori, siete più su, signori della Sartiglia, 3 su 3, velocissimi. Signori, con la carta premio, centrale girato, guardate, questa è la Sartiglia. Tutte le cose. Laura mi ha detto che sta per andare via. Probabilmente No, questi non sono Oristano però, si sono scambiati. Vincitori della scorsa edizione di 4 giorni fa ad Abbasanta, a Sant'Agostino dell'Elparino. Oristano con Maia Tanda accompagnata da Davide e Filippo Vigli. Il sindaco sta aspettando, a me lo taglierete, non ti togliere niente per carità. Un applauso a loro, originari di Oristano, trasferitisi tantissimi anni fa a Suli. Molti turisti, ma non così numerosa come quest'anno. Ecco perché veramente lui poi alla fine si è spaventato Alessandro, perché non vedeva la moglie vicino, solo andato a cada amplificatore.